Mattia De Faveri, qui siamo nella campagna di San Donà, nel San Donatese, ha acquistato questo bel trattore che è nuovo con i fondi messi a disposizione del programma di sviluppo rurale, ovvero il primo insediamento. Vi parliamo di questo e di altro, resteremo un po' in questa zona, quindi nella zona del San Donatese, per poi anche andare nel Trevigiano. Sigla! Ciao, questi sono Pepe e Luna, come vedete sono lui è bassotto proprio puro, lei è un incrocio, e noi siamo qui, come vi abbiamo detto, a San Donà. Questa è la bella campagna San Donatese, dove Mattia De Faveri ha voluto tentare l'avventura e quindi insediarsi dopo essersi diplomato all'Istituto Agrario di Oderzo, per fare cosa? Per poter creare qualcosa con le mie mani, visto che avevo l'opportunità della terra, che il nonno ha ceduto parte dell'azienda in mano a me, ho sfruttato l'occasione, visto le crisi lavorative presenti nel territorio, mi sono buttato in questa nuova esperienza. Insomma, con il primo insediamento siamo riusciti a comprare un trattore nuovo e una serra ben più grande di quelle già presenti per poter incrementare il fatturato, insomma, per poter... Quindi la serra, diciamo, è questa qua dietro, peraltro è nuova, quindi ancora fresca di montaggio. Sì, quindi ancora non operativa, però vedete qua sono operative le coltivazioni, e coltivazioni che normalmente sono di... prodotti stagionali, pomodoro, melanzane, zucchine, tutto ciò che riguarda il prodotto estivo, quindi anche l'insalata, i cappucci, eccetera. E poi si lavora d'inverno con il radicchio di Treviso, il radicchio rosso tardivo. Al di là di quello che hai detto prima, ecco, com'è la vita in campagna per un giovane? Dura ma bella, ci si sveglia presto la mattina, si lavora, ma comunque c'è sempre l'aria aperta, si fa sempre una cosa diversa, non è mai lo stesso lavoro, quindi è difficile anche annoiarsi, si ha sempre comunque qualcosa da fare. L'unico difetto è che non c'è domenica, non c'è sabato, dalle volte... le ragazze come sopportano, perché la ragazza capisce il mio lavoro e alle volte sopporta. Se tu dovessi fare una innovazione qui, oltre alla serra, cosa faresti? Ingrandirei l'azienda, quindi acquisterei... Quindi più dei 3 ettari che già? Sì, più di 3 ettari di ortaggi, proverei ad acquistare un altro piccolo appezzamento di terra. Adesso l'agenda del PSR e poi dopo andiamo, dove andiamo? Andiamo a Torre di Mosto, non distante da qui, per parlare dei problemi dei consumatori con Claudio De Stefani. Strutture, attrezzature, capitale fondiario sono alcuni degli investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle aziende agricole. A questo il nuovo PSR Veneto destinerà 340 milioni di euro. Saranno disponibili dal 12 novembre le graduatorie definitive di Avepa della misura 121 per interventi di ammodernamento, ben 1677 le domande pervenute. Per favorire lo sviluppo delle aree forestali e il miglioramento della loro redditività, il prossimo PSR Veneto prevede oltre 17 milioni di euro per investimenti in tecnologie e trasformazione dei prodotti forestali. Eccoci qua, amiche e amici di Tiraterra, siamo arrivati allo spazio dedicato alla tutela dei consumatori. Come vedete, io oggi ho tra le mani una maglietta, ho l'esigenza di lavarla, ma non mi fido perché potrei fare dei danni, e allora che cosa faccio? Vado a conoscere Carlo Zanin, che è presidente dei Pulititori del Veneto. Ciao Carlo. Ciao Claudio. E forse la potevo anche lavare, ma nel dubbio ho preferito portarla. Ma come me immagino ce ne siano molti di clienti che arrivano col problema. Certo che sì Claudio, bell'acquisto. Vediamo l'etichetta. L'etichetta è il libretto di circolazione della maglietta. Ci dice di cosa è fatta, da dove viene e soprattutto come si può lavare. Vediamo questa. Questa per esempio è un bel cotone, potevi lavarla anche tu a casa, ma è fatto bene a venire qui da me.
Tra l'altro la tecnologia vi viene incontro, ci sono macchine obsolete ma ci sono anche macchine che guardano al futuro come quella che abbiamo alle nostre spalle. Sì, noi abbiamo fatto una grossa scelta di qualità e di salute soprattutto, perché comunque ci sono dei residui da lavanderia, vanno comunque trattati da ditte specializzate, solamente che il solvente vecchio era estremamente volatile, quindi tossico. Questo è un solvente moderno, modernissimo e soprattutto salutare. Casi eclatanti che ti sono arrivati? Ne è proprio uno qua a fianco che ci parla di un giaccone molto costoso, ma che però ci dà un'etichetta molto strana. Della serie, un capo così che contiene diversi elementi, tessuto, pelle, lana e tante cose, per lavarsi le mani l'azienda cos'è che ha fatto? Ha barrato tutti i lavaggi. Quindi noi adesso cosa facciamo? O abbiamo la possibilità di lavarla con un solvente delicatissimo che ci permette di conservare e tutelare il capo, oppure cosa facciamo? Lo facciamo a pezzi e laviamo ogni pezzo col suo solvente? Mi sa di no, questa non è la soluzione. La soluzione sarebbe al momento dell'acquisto accertarsi dell'etichetta, possibilmente con un prodotto made in Italy, e se proprio non riusciamo a leggere l'etichetta ci rivolgiamo ai professionisti del pulito. Grazie a Carlo Zanin, Claudio, presidente del gruppo Pulintintori del Veneto. Adesso noi ci fermiamo, la linea passa al nostro Mimmo Vita e quando ci ritroveremo vi porterò a scoprire dove nasce il fiume Sile. E ci siamo trasferiti in provincia di Treviso, qui siamo a Monastier, gran bella realtà, e poi una cosa che forse non vi abbiamo ancora presentato sono le cooperative che si mettono insieme per fare allevamento, ma da carne, non da latte. Spesso sono le cooperative sono da latte. Allora con Gianni Nichele, che è il presidente proprio qui della cooperativa della latteria e della stalla sociale, con la latteria, sì, della stalla sociale di Monastier, la società è appunto cooperativa agricola, della cooperativa, sì. Voi avete guardato avanti. Allora qui avete sempre fatto allevamento da carne, però cosa vi siete detti? Un 7-8 anni fa ci eravamo resi conto che la situazione dell'allevamento andava ogni anno peggiorando, i costi di acquisto sempre più alti e i prezzi di vendita, specialmente in questo ultimo anno e mezzo, sono scesi e fanno fatica a riprendersi. E allora appunto avevamo guardato avanti e abbiamo pensato di fare l'impianto di biogas, che è un'integrazione perché utilizza i sottoprodotti dell'allevamento e i prodotti dei nostri terreni che lavoriamo assieme. Viene prodotta l'energia elettrica con il biogas prodotto dai reflui zootecnici e dagli insilati, e poi il prodotto che ne esce non ha perso le caratteristiche fertilizzanti, anzi viene migliorato e non è più odoroso, non c'è più il problema delle mosche, e poi viene naturalmente riportato nei campi come fertilizzante. Ecco, un'ultima cosa, poi per comprare questo bestione qua dietro, che non è neanche tanto grande perché voi avete un mega, che è una dimensione media, avete avuto dei finanziamenti dal programma di sviluppo rurale? Sì, abbiamo avuto un contributo tramite PSR di 200.000 euro sull'acquisto del motore, che ne costa oltre 700. Però a fondo perduto? Sì. Fondo perduto. È un bel aiuto. La misura è la 311, l'azione A se non ricordo male. Allora in bocca al lupo per il futuro, speriamo che le cose migliorino, ma comunque voi siete stati lungimiranti, grazie. Adesso restiamo in provincia di Treviso, andiamo veramente in un gran bel posto con Claudio De Stefani, andiamo a Casa Corba, vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci qua, come anticipato per la parte conclusiva della nostra trasmissione, ci siamo spostati in provincia di Padova, esattamente siamo a Piombino d'Ese per scoprire dove nasce il fiume Sile, e per fare questo accanto a me ho chiamato il presidente del parco Fiume Sile, Nicola Torresan. Benvenuto. Grazie. A Tiratera. Dicevo, proprio da qui, da dove ci troviamo esattamente, nasce il fiume Sile. Ebbene sì. Da qui il fiume si snoda per 94 km e taglia ben 3 province e 11 comuni per sfociare
in Laguna di Venezia, in provincia di Venezia. Però in questo luogo c'è la particolarità appunto che noi possiamo vedere con le nostre immagini, che sgorga esattamente dal punto in cui ci troviamo e da qui succede praticamente tutto. Eh sì, qui è un ambiente straordinario, possiamo vedere le polle sorgive, quindi quest'acqua che si incanala a monte, l'acqua del Piave che entra nel Gretto, entra nell'entroterra e dopo, quando trova il terreno argilloso, risale e qui abbiamo la prova provata di questa bellezza. Voi riuscite tra l'altro a mantenere intatto, questo che è il caso di dirlo, è un patrimonio naturale. Sì, ma la nostra fortuna è che questo bosco planiziale deve rimanere così. Il minor impatto dell'uomo qui fa sì che la natura abbia il suo corso, quindi gli alberi che vediamo e tutti la flora e la fauna presente in questo parco si è adattata e senza l'uomo qui vive come dovrebbe vivere. So che un occhio di riguardo come sempre è riservato per le scolaresche, che qui devo dire trovano tanta materia. Sì, qui vengono a visitare soprattutto la grande quercia centenaria e pensiamo in 100 anni quanti bambini ha visto questa quercia. Il sito l'abbiamo visto, le informazioni ve le abbiamo date, ringrazio il presidente del Parco Fiumicilla Nicola Torresan e ringrazio anche tutti voi che avete seguito il nostro appuntamento. Saluto Mimmo Vita che l'ha condotto con me e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.